Assessore Torrenti, da questa riunione è emersa la volontà di consolidare una situazione che precedentemente era pessima e oggi invece ha ampi margini di miglioramento ed è stabile. Sì, l'Orchestra Sinfonica nel 2013 era veramente in difficoltà, era sciolta di fatto, era senza finanziamenti e non si pensava di poterla rilanciare. Dall'autunno 2014, in modo particolare poi nel 2015, con l'assunzione a tempo determinato, si è voluto fare una scelta di investimento con la forte anche disponibilità dei lavoratori, diciamo, di fare un sacrificio anche rispetto al loro futuro. È stata colta. Lo sviluppo c'è stato, in questi 2 anni ci sono stati grandi miglioramenti dal punto di vista anche dell'attrattività dell'orchestra, uno sviluppo che ancora è in una fase comunque non conclusa ovviamente, e oggi abbiamo fatto il punto su questo, quindi non dobbiamo preoccuparci per una prospettiva su cui la volontà di investimento, diciamo, c'è sicuramente. Diciamo, dobbiamo ancora affinare alcune modalità di lavoro, devono loro dal punto di vista della qualità e della costanza, diciamo, l'associazione ha un nuovo presidente, un nuovo consiglio direttivo molto autorevoli e quindi, diciamo, ci sono tutte le condizioni per poter incrementare questo sviluppo che sicuramente per gli ultimi 2 anni ha avuto una grande positività. Confidiamo, diciamo, che gli sforzi fatti fino adesso dalla Regione diano una risposta anche, diciamo, ai lavoratori che ovviamente sanno, diciamo, di dover continuare a lavorare, insomma, per poter confermare le loro prospettive. Ma il problema ovviamente, come tutti i lavori artistici, è che non è un problema di difendere semplicemente stipendi, ma di rendere indispensabile a questo territorio l'esistenza dell'orchestra, ed è su questo veramente che è la vera sfida e pensiamo che si possa nel tempo vincere.